a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. La nostra direzione di oggi è il bivacco della pace. In questo momento ci troviamo sulla parete, vicino alla parete ovest della Tofana di Rozes. Stiamo scendendo per la Val Travenanzes, che ci porterà alla Forcella in direzione del bivacco, dove passeremo la notte. Infatti oggi è un itinerario un pochino, è un itinerario semplice ma complicato per noi, perché abbiamo un peso non indifferente nello zaino che mi porta a rallentare non di poco il passo e a stancarmi tantissimo. Infatti non vedo l'ora di arrivare in bivacco, di scaricare tutto il cibo. Per la prima volta ho più cibo che roba da vestire, non so come mai, stranamente. Seguiteci che la giornata è ancora lunga, ma le ore di luce non sono tante, quindi andiamo. Le gioie sono queste. Mamma, non l'avevo mai fatto di portarmi via i ciucetti mentre sono in montagna, ma è la cosa più buona del mondo. Proprio in questo momento, guarda, a mezzogiorno e mezzo ci sarebbe un bel paninazzo che abbiamo in zaino, abbiamo tutta salita, quindi dopo mi rimarrebbe sullo stomaco, ma queste sono la carica giusta. Bontà. Che fatica! Questo mostro alle mie spalle pesa un botto. Mamma. Qua Nico che mi raggiunge e noi adesso le Tofane, i Rozes, di dentro, di mezzo, e noi adesso dobbiamo salire per questo chiedione qua. C'è ancora lunga. Dai amore mio, forza. Oggi siamo scarichissimi, ma è colpa dello zaino.
Siamo quasi arrivati in Forcella. Impegnativo questo tratto perché è tutto ghiaione, tutto ghiaione. La vista per carità è meravigliosa, ma tutto ghiaione, cioè disastro. Fortuna abbiamo portato via i ramponi. Sì, sul serio. L'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta. E stasera siamo anche in compagnia. Aspetta, dammi la lampada. Io resto? Tutte scarpe. 11, 22, 26, 29, 29, 39, 40, 42, 52, 55, 65, 76. Ecco, buongiorno a tutti. Noi abbiamo dormito tantissimo, stanotte c'è stato anche il cambio ora, quindi abbiamo dormito un'ora in più. Siamo andati a letto alle 9 ieri sera, spettacolo. Ci siamo trovati a condividere il bivacco con 8 persone, è stato bellissimo alla fine, che i bivacchi sono così, noi ne facciamo uno all'anno, sempre nel periodo qua d'ottobre, perché in estate c'è sempre tanta gente, quindi meglio evitare di trovarci poi a dover dormire in giro o addirittura tornare indietro. Ieri eravamo più che tranquilli e per fortuna il bivacco è grande, perché sennò... E niente, adesso scendiamo. Questa mattina non mi sono alzata per vedere l'alba, sono troppo pigra. E in questo momento ci troviamo in cima al Monte Casale, davanti di noi il Monte Ciavalle o il Monte Cavallo. E sono ancora addormentata, ragazzi, non ho bevuto il caffè, quindi per me è la rovina, non ce la farò. Dai, adesso ci concentriamo, anche perché abbiamo i ramponi addosso, perché in alcuni tratti è ghiacciato, in altri non c'è neve e quindi alla fine ce li teniamo su per praticità, però
non è comodissimo camminare con i ramponi sui sassi, quindi massima concentrazione e torniamo alla base. Che terra rossa, guarda che roba, che terra rossa. Ecco, questa è la nostra forcella. Stavolta sono di poche parole, quindi dopo questo infinito giro, sia l'andata che al ritorno, tantissime ore veramente, vi saluto, sorretta dal mio bastone e vediamo appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!